E sono ancora qua. Allora, adesso abbiamo un collegamento con Luigi Contu, che è il direttore dell'ANSA. Ciao, che Buongiorno. buongiorno, ci hanno accompagnato fin qua, ma noi dobbiamo sapere perché ho letto adesso che è stato dato, Mattarella ha convocato Meloni questo pomeriggio alle 16:30. Vogliamo capire un po' allora a che punto è la situazione politica. Dicela tu. Allora, buongiorno a tutti. Intanto complimenti per queste giornate importanti di lavoro che avete fatto. Ci fa molto piacere di essere stati con voi, quindi un saluto a tutti e chi mi ascolta e chi mi vede. Beh, è veramente di pochi minuti fa la notizia che era sostanzialmente attesa di una convocazione di Giorgia Meloni. Questa mattina la delegazione del centrodestra è andata alle 10:30 a parlare con il presidente Mattarella. È stato un colloquio molto breve, anche perché chiaramente la situazione è molto chiara, diciamo, al di là di qualche scodamento che si temeva da parte di alcuni esponenti della delegazione. Invece tutto è filato liscio, e quindi il Presidente della Repubblica ha convocato Giorgia Meloni per le 16:30 e sarà un orario in cui il Presidente Draghi rientrerà, sarà rientrato o avrà comunque concluso i lavori europei, e questo anche per cortesia si è evitato di convocare il nuovo Presidente del Consiglio mentre Draghi era in Europa impegnato. Beh, è un passaggio epocale, no? Diciamo, per la storia del nostro paese. È la prima donna che riceve questo incarico, è veramente una pietra miliare quella della storia della nostra Repubblica e comunque dell'Italia in generale. È un incarico che fa tremare le vene, perché Giorgia Meloni avrà un'agenda obbligatoria imposta dalla realtà, dalla crisi internazionale, dal caro energia, dalla collocazione internazionale dell'Italia, da una legge di bilancio che deve varare a tempo di record. Quindi servirà grande, grande lavoro, grande coesione, con qualche trappola che sicuramente ci potrà essere. Appunto, parlando di coesione, come la vedi? Vedi, siccome Beh, ultimamente, gli ultimi giorni sono stati abbastanza accidentati. eh sì, sono stati molto accidentati, e per questo dicevo che sono questi due temi, diciamo, c'è il tema della collocazione internazionale che, diciamo la verità, nel nostro paese dovrebbe essere dato, dovrebbe essere scontato, no? Diciamo che nella storia della Repubblica Italiana non abbiamo mai messo in discussione, neanche ai tempi del PC, diciamo dagli anni 80 in poi, la collocazione nella NATO e il nostro rapporto con l'Europa. Chiaramente la guerra in Ucraina ha reso questo tema ancora più centrale, e alcune inavvedute dichiarazioni di Silvio Berlusconi e di altri esponenti hanno messo un po' l'Italia alla berlina da questo punto di vista, nel senso che le cancellerie internazionali sono preoccupate, perché chiaramente la posizione dell'Italia all'interno della NATO e dell'Europa è molto importante. Siamo un paese importante. Devo dire che da questo punto di vista, già dalla campagna elettorale Giorgia Meloni è stata molto chiara. E la scelta, come pare confermato, di portare Antonio Tajani alla Farnesina è una garanzia di europeismo e di atlantismo, e quindi da questo punto di vista diciamo, il governo si blinda. Naturalmente e così per quanto riguarda la manovra economica, dobbiamo però tenere presente sempre che questo è un governo di coalizione, all'interno della quale ci sono comunque due partiti che hanno avuto un risultato elettorale negativo, che sono quindi in difficoltà, che sono tutti e due entrambi decisivi per il cammino del governo, e quindi hanno un potere di interdizione importante. Lo abbiamo visto con l'elezione del Presidente del Senato, che è stato eletto soltanto perché alcuni senatori dell'opposizione lo hanno votato, perché altrimenti Forza Italia ne avrebbe impedito diciamo, l'elezione. E questa è stata una cartina di tornasole. Sarà un episodio che resterà isolato? Questo è da vedere. Io francamente me lo auguro, perché diciamo, il nostro paese ha di fronte a sé delle scelte molto importanti, in un quadro complicato e con un autunno e un inverno che si annunciano complessi dal punto di vista sociale ed economico, e quindi servirebbe una coalizione coesa. Al momento, diciamo, purtroppo non lo è stata, purtroppo per il governo e purtroppo per Giorgia Meloni. Sembra passato quasi un tempo infinito dal 25 settembre, perché ogni giorno abbiamo avuto diciamo, un segnale, un distinguo, una pena, una dichiarazione. Ora, diciamo, tutto viene ricondotto nell'alveo istituzionale. Incarico, probabilmente lista dei ministri
Oggi stesso è giuramento domenica e poi settimana prossima voto di fiducia. A questo punto vedremo anche le capacità di Giorgia Meloni, le capacità di tenuta del suo partito, la responsabilità degli altri leader e vedremo se saranno in grado, come dire, di tenere da subito una linea compatta, perché altrimenti con i numeri del Senato sarà un percorso molto accidentato, ma non voglio neanche pensarlo. Hai parlato di lista dei ministri, è definitiva o ci sono ancora delle discussioni in corso? Perché io vedevo appunto i nomi e quindi capire un po' se questa è definitiva. Allora oggi, di adesso, diciamo, alle Beh, diciamo. 13:17, perché qua si va avanti di minuto in minuto. Allora, intanto io ricordo ancora un ministro, È vero. anche un amico, che andò a comprarsi il vestito per il giuramento e poi fu tolto dalla lista all'ultimo minuto, quindi non possiamo essere certi fino a che non vedremo e non sentiremo i nomi declamati dal segretario generale del Quirinale, probabilmente oggi pomeriggio. Diciamo che sì, pare di sì. Lei sarebbe intenzionata a portare la lista subito, quindi ad accettare senza riserva. Anche questo è un dato importante nella storia Mm. politica italiana. Soltanto altre 3 volte nella storia della Repubblica ci sono stati presidenti del Consiglio che hanno dato subito la lista, e questo vuol dire accorciare i tempi e avere le idee chiare da subito, e i ministri sembrerebbero quelli che più o meno sono stati riportati in questi giorni nelle varie indiscrezioni. Però io consiglio di aspettare proprio la lettura finale, perché ormai siamo addirittura d'arrivo e forse qualche sorpresa ci può sempre essere. Senti, come hai visto Però diciamo Giorgia? per i dicasteri, scusa, no, per i No, no, dicasteri scusa tu. chiari, no, 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 per i dicasteri chiave siamo, diciamo, economia e esteri, siamo abbastanza sicuri che siano appunto Giorgetti italiani. Ok. No, no, scusa se ti ho interrotto, perché a volte... No, 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 eh, figurati. Come hai visto Giorgia Meloni in queste settimane? Beh, diciamo, allora, da un certo punto di vista mi ha colpito, mi ha sorpreso, in positivo, perché ha adottato una linea di grande prudenza, sostanzialmente non ha mai parlato, se non un paio di battute con i giornalisti a fine giornata, una delle quali quella famosa su Berlusconi, che insomma ha segnato un po' la storia di questa fase, però si è sempre limitata a note ufficiali, non ha voluto, diciamo, straparlare, non ha voluto festeggiare la vittoria elettorale, consapevole che, come dire, queste sono cose che poi abbiamo già visto tante volte e che l'opinione pubblica non gradisce molto. Quindi secondo me ha adottato una linea di serietà che ho apprezzato. Probabilmente lei non si aspettava queste difficoltà, perché credo che nessuno di noi si aspettasse subito delle difficoltà così aspre da parte degli alleati, però allo stesso tempo ha tenuto la sua linea, non ha concesso quello che riteneva di non dover concedere. Credo che in questo abbia avuto una sponda e un alleato significativo nel presidente Mattarella e anche nel presidente Draghi, e questo è un fattore da non sottovalutare. Anche nel proseguo della legislatura io credo che Mattarella potrà essere un punto di riferimento per Giorgia Meloni, se non altro perché poi di fronte a difficoltà lui ha sempre il potere di sciogliere o non sciogliere, e questo, come sappiamo bene, induce i partiti ad essere più o meno prudenti. Però io l'ho vista da questo punto di vista determinata, sicura, poi naturalmente io fossi in lei non dormirei la notte, perché sono tantissime le questioni da affrontare in tempi brevi e non ci sono i soldi per fare tutto, quindi cominceranno i problemi di chi ha la responsabilità di governare. Fino a che si sta all'opposizione è tutto molto semplice, è tutto facile, giudicare gli altri, fare promesse. Poi quando si governa e ci sono delle compatibilità da rispettare, purtroppo vengono i nodi al pettine. Vabbè, parlando di ministri economici, tu hai visto che, visto che stiamo parlando delle imprese in un ambito di imprese, no? Il tema delle imprese e della sua centralità all'interno del paese è stato sui tavoli di discussione, nelle discussioni che hanno portato alla formazione del governo, oppure no? Dunque sì, è stato anche in campagna elettorale, credo che
questo governo sicuramente avrà questo tema come tema centrale, lo vedremo però bene nelle prossime ore, no? Nel senso che poi alla fine è quando il governo si presenta alle Camere che comincia a tirare fuori le idee, comincia a dare delle linee di indirizzo, però diciamo, questo dovrebbe essere un governo orientato verso le imprese, verso il mondo produttivo, anche diciamo, nel programma del centrodestra, ma nelle dichiarazioni che sono state rilasciate nel corso dei mesi, sia sul welfare, sul reddito di cittadinanza, sul carico fiscale, sul cuneo, mi pare che le intenzioni siano quelle di aiutare e sostenere le imprese italiane di grandi e piccole e medie dimensioni. Certo, ripeto, le compatibilità sono quelle, ma io credo che un ministro come Giorgetti, sì, da questo punto di vista, è sicuramente attento a questo elemento. Senti, l'ultima domanda è riguarda l'informazione, no? Perché tu guidi la più grande agenzia di stampa, è stata una campagna elettorale complessa, sono stata la formazione del governo complessa e volevo capire il vostro ruolo, il ruolo insomma, com'è seguire in generale questi momenti e com'è stato seguire in particolare questo momento da un punto di vista dell'agenzia, la più grande agenzia di stampa e del direttore della più grande agenzia di stampa. Guarda, è sempre molto interessante, no? Perché poi ogni vicenda politica, ogni storia politica è una storia a sé, io ne ho seguite tante, l'agenzia chiaramente ne ha accompagnato tutta la storia italiana nel seguire le crisi di governo, la formazione di governi, i dibattiti parlamentari. In questo caso venivamo da una legislatura veramente complicata, no? In cui abbiamo visto tutto il contrario di tutto, non ci aspettavamo una crisi di governo ad agosto, non ci aspettavamo questa campagna elettorale e quindi non è stato facilissimo organizzarsi e seguirla, però è stato anche interessante e devo dire che da un punto di vista di chi fa informazione, questo è un governo che va visto bene, va osservato bene, va seguito bene. Poi da un punto di vista di un'agenzia come l'ANSA è un'occasione ancora più significativa, nel senso che il nostro modo di fare giornalismo, che è un modo obiettivo, distante, non tifiamo per nessuno, ci consente di guardare, come dire, l'operato del governo senza schemi ideologici, senza preconcetti né favorevoli né contrari e questo credo che per l'informazione, diciamo, Vediamo se si ricollega. scusate, Ecco, ti abbiamo perso. no, sì, ho avuto un blackout e dicevo che questo modo di fare informazione imparziale, corretta, che non ha opinioni, noi non diamo opinioni, noi raccontiamo i fatti, sia un modo per raccontare il governo importante, per raccontare all'opinione pubblica, a tutti gli operatori, ai nostri abbonati, che sono tantissimi, ai giornali, alle imprese, alle istituzioni, fare da cerniera e raccontare senza pregiudizi il lavoro legislativo ed esecutivo di questa legislatura sarà davvero interessante. Io ringrazio tantissimo Luigi Contu per questo commento e per averci accompagnato e vediamo oggi come sarà la lista dei ministri, quindi, eh? L'analizzeremo, faremo una radio. L'analizzeremo e leggeremo tutti i take. Ok, Grazie moltissimo, grazie. grazie a voi, buona giornata. Grazie, ciao, buon lavoro.